appuntamento formativo presso la Sala Vittorio De Sica dell'amministrazione provinciale di Frosinone, organizzato dall'Ordine della Professione di Ostetrica del capoluogo Ciociaro, dal titolo Le responsabilità professionali dell'ostetrica, le nuove riforme legislative e la recente giurisprudenza. Un evento voluto per informare ed aggiornare gli operatori in merito agli aspetti giuridici e deontologici fondamentali per un'adeguata assistenza ostetrica. Ad aprire i lavori la presidente dell'ordine Laura Scarpa. Questo appuntamento formativo per tutte le ostetriche della provincia, organizzato dall'Ordine della Provincia delle Ostetriche di Frosinone. È fondamentale per tutte le ostetriche capire l'importanza dell'ordine, l'importanza dell'esercizio abusivo della professione, l'importanza di conoscere la cardiotocografia che ci può aiutare tantissimo nel nostro lavoro quotidiano. Le ostetriche della provincia di Frosinone si vogliono formare, abbiamo bisogno di conoscere, di capire e di formarci e di sapere che cosa possiamo fare, dove ci dobbiamo fermare perché la competenza diventa di altro professionista e dove soprattutto dobbiamo lavorare per competenze insieme, in ambito multidisciplinare, in ambito di responsabilità di equipe. Relatori del convegno, gli avvocati dello Studio Papotti di Torino, che curano l'ambito legale della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica. Sono degli avvocati formati in questo ambito, girano l'Italia in lungo e in largo e parlano di responsabilità professionale in tutti gli ordini, ci fanno capire effettivamente come funziona la giurisdizione, quindi il giudice, e uniamo giudice, il comportamento del giudice che tante volte non riusciamo a capire, e l'operato dell'ostetrica. Gli interventi dei relatori hanno aiutato le ostetriche presenti a capire come un momento così bello possa trasformarsi in un contenzioso da risolvere in un tribunale. Questa mattina abbiamo trattato il tema della responsabilità professionale dell'ostetrica e cercando di definire innanzitutto quali sono le competenze dell'ostetrica nell'assistenza alla gravidanza, al travaglio, al parto, fisiologici, cioè a basso rischio, e cercando di capire però anche quali sono le responsabilità nell'equipe ostetrica ginecologica, cioè come queste competenze debbono essere esercitate in autonomia o a fianco ad altri professionisti, in questo caso i medici, nel caso in cui le situazioni si complichino e quindi da una situazione normale di fisiologia si passi invece a un rischio aggravato, a una situazione di patologia. E quindi abbiamo cercato di spiegare quali sono i doveri professionali dell'ostetrica, quali le competenze e quali le buone pratiche per poter evitare eventi avversi che purtroppo nel loro settore sono molto gravi e possono portare anche alla morte di una mamma o di un bambino. Il dottor Juan Piazze, specialista in ginecologia ed ostetrice ed autore di diverse pubblicazioni in riviste scientifiche, ha relazionato sulla cardiotocografia, esame strumentale che, in caso di contenziosi legali, assume un'importante valenza documentale. Il mio piccolo contributo sarà una parte pratica per quanto riguarda la cardiotocografia e tutto quello che ci può dire in un futuro e anche adesso, perché la cardiotocografia bisogna pensarla come le risorse del bambino, che è una piccola macchina, è un piccolo incrociatore, è un metodo semplice ma complicato allo stesso tempo, perché bisogna capire che non tutti i bambini rispondono uguali e che c'è una variabilità immensa da quel punto di vista. Un saluto a tutti e grazie.